Un incontro a Vicenza, sindaco Francesco Rucco, comandante della polizia locale Massimo Parolin, consigliere delegato alla sicurezza Niccolò Naclerio con il comitato contro il degrado Piazzale Bologna ed altri comitati delle zone limitrofe. Tema dell'incontro la situazione di degrado nei pressi della stazione in Campo Marzo dovuto a persone che sostano davanti ai locali, soprattutto ai negozi bar multietnici, consumando bevande alcoliche. Per esporre una serie di problematiche riguardanti la grande quantità di persone che stazionano in questa zona e che consumano alcol dalla prima mattina. Con soddisfazione abbiamo letto la formulazione di una nuova ordinanza. Speriamo che questa sia introdotta al più presto e facciamo un appello affinché Vicenza non venga caricata di ulteriori nuovi arrivi. Già prima dell'esplosione del Covid, ci ricorda il consigliere Naclerio, era stata abbozzata un'ordinanza che vietava il consumo di bevande alcoliche nelle vicinanze dei negozi e supermarket. Si sta valutando dunque un inasprimento delle sanzioni o addirittura il procedere con un'ordinanza ad hoc al fine di contrastare maggiormente il degrado in quelle zone della città già oggetto di particolare attenzione da parte degli agenti di polizia locale.